Allora, eccoci qua, carissimi amici, eccoci qua con il nuovo oroscopo della settimana. Come ogni settimana, il sottoscritto va a preparare il nuovo oroscopo accuratamente, professionalmente per tutti quanti voi che seguite il mio canale su YouTube, l'oroscopo del Maestro Cleo. E andiamo con l'oroscopo che va dal 3 al 9 maggio, ok? Dal 3 al 9 maggio. Andiamo a vedere le stelle cosa dicono. Andiamo a vedere le stelle cosa dicono per voi tutti. Iniziamo con il segno dell'Ariete. Amore. L'umore non sarà molto buono per questa settimana e in effetti questo nuovo mese non sarà troppo incoraggiante per i sentimenti. Nei rapporti d'amore o in quelli che stanno per iniziare ci sarà agitazione e nervosismo. Con il partner quindi non si possono escludere dei momenti di tensione e delle incomprensioni. Meglio non esagerare perché potrebbe arrivare una crisi complicata da superare. Nel lavoro invece le energie saranno basse, così come lo stato d'animo. Dovrete cercarvi un equilibrio per evitare di navigare ancora tra il nervosismo e soprattutto fare attenzione a quel che è la vostra professionalità. Mantenere alta l'attenzione. Andiamo con il segno del Toro. Amore. Potrebbero esserci nuovi desideri, più voglia di aria nuova, di novità. A volte potreste sentirvi pure un po' nervosi e bisogna dire che con il partner non si escludono problemi di coppia. Soprattutto in questi casi nasceranno delle discussioni e dei litigi all'interno delle relazioni amorose. Poche novità invece per chi è ancora single. Nel lavoro è possibile che siate in cerca di maggiori certezze, ma non è detto che riuscirete ad ottenere quanto sperato. Qualcuno potrebbe mettervi un po' di difficoltà e non accontentarvi. Occhio a non arrabbiarvi troppo in certi casi. Il segno dei Gemelli. Amore. In questa settimana di maggio potreste recuperare un po' in un rapporto, soprattutto se avete avuto dei problemi. Ovviamente ci sarà da lavorare per ottenere dei nuovi risultati e per quanto riguarda nuova relazione, prima o un qualcosa da sperare. Per i single o per chi ha nuova voglia di nuova emozione, le cose andranno decisamente meglio. Sarà un periodo interessante per le nuove conoscenze. Lavoro. Non si escludono buone nuove, potrebbe arrivare anche un incontro importante a fine riguardando il lavoro. Sarà senz'altro necessario cercare di impegnarsi e di guardare sempre ogni cosa con un certo ottimismo. Il segno del Cancro. Amore. Queste non saranno delle giornate troppo entusiasmanti, È un periodo abbastanza particolare perché qualcosa potrebbe avervi buttato un po' giù e le conseguenze potrebbero essere anche con il partner o con una persona che avete conosciuto da poco. Sarà veramente importante tenere a bada gli impulsi e gestire al meglio le proprie emozioni. Sul lavoro invece
In questa settimana probabilmente farete una certa fatica a dare il massimo di voi stessi. La concentrazione potrebbe venire a mancare e dovrete fare di tutto per non distrarvi troppo, sempre se volete ottenere i risultati che tanto state aspettando e sperando. Il segno del leone. Amore. Non sarete troppo attenti ai rapporti e questo potrebbe creare dei danni, soprattutto alle coppie. La comunicazione non sarà affatto il vostro forte in questa settimana. Potreste essere un po' ostile. Qualcuno in particolare potrebbe farvi aumentare la dose di nervosismo, quindi meglio stare accorti. Varrà la stessa cosa anche per chi non è impegnato in una relazione sentimentale. Per il lavoro, invece, queste giornate potrebbero essere caratterizzate da qualche tensione sul posto di lavoro, soprattutto per chi è impegnato e collabora attivamente in progetti con altre persone. Non saranno giorni semplici per i rapporti professionali. Il segno della Vergine. Amore. La settimana sarà un po' alterante e è caratterizzata da una mossa del partner. La vostra dolce metà, infatti, potrebbe deludervi oppure temporeggiare rispetto ad una determinata cosa. Voi sperate sempre in un passo in avanti, ma probabilmente non sarà il momento perfetto. Una nuova conoscenza per i single potrebbe tardare a fare la prima mossa. Sul lavoro saranno giorni in cui sarà importante riflettere sulle scelte da fare sul lavoro, ma non solo. Mai prendere delle decisioni senza pensare abbastanza, senza valutare tutte le ipotesi e le conseguenze del caso. Il segno della Bilancia. I primi giorni di questo mese di maggio potrebbero essere piuttosto movimentati. Intorno al weekend potrete tentare in un recupero di riequilibrare i rapporti di coppia o comunque affettivi. Anche per le relazioni iniziate da poco non saranno giorni troppo piacevoli, almeno i primi. Per chi è single invece non sono previste delle grosse novità per il momento. Sul lavoro invece è possibile che tanti bilancia affronteranno un periodo abbastanza pieno di cose da fare. Questo significa che potrebbe esserci fatica e stanchezza generale, ma ci sarà il tempo per recuperare al meglio tutte queste energie. Il segno dello Scorpione. Amore. Questa sarà una settimana difficile, ma potrete comunque essere ottimisti perché le stelle vi sosterranno. Giove in particolare, nella relazione col partner dovrete fare attenzione a non appuntarvi ogni piccolo dettaglio perché l'atteggiamento potrebbe non piacere. Molto simile alla situazione per qualsiasi rapporto, anche per quei single che si stanno avvicinando a qualcuno proprio in questo periodo. Sul lavoro invece potrete approfittare di questi primi giorni del mese per concentrarvi in un nuovo progetto e portarlo addirittura a termine. Già durante questa settimana potrebbero arrivare delle novità, ma soprattutto dei risultati abbastanza interessanti e delle belle soddisfazioni. Il segno del Sagittario. Amore. La settimana sarà piuttosto tranquilla in questo momento, ma potrete sperare
in un weekend decisamente coinvolgente. Il sabato e soprattutto la domenica saranno dei giorni veramente ricchi di sentimenti d'amore con il proprio partner. Molto interessante lo stesso periodo anche per chi è single. Ci saranno delle forti ed intense emozioni in arrivo per voi. Sul lavoro tutto sereno per chi è già impegnato professionalmente. Le più grosse novità dovrebbero arrivare per chi è ancora in cerca di un lavoro. Ci saranno delle occasioni e dei nuovi colloqui conoscitivi da affrontare. Il segno del Capricorno. Amore. In questa settimana vi dedicherete molto ai sentimenti e finalmente tornerete a concentrarvi sui rapporti affettivi. Qualcuno potrebbe accusare un po' un colpo, soprattutto se si tratta di coppie che stanno insieme da tanto. Chi si è lasciato alle spalle una relazione potrebbe avere voglia di nuove emozioni e potrebbe cercarle nella conseguenza di una nuova persona. Sul lavoro invece non per tutti è un periodo semplice e probabilmente tanti di voi hanno dovuto affrontare delle situazioni difficili. Sul lavoro potrebbe esserci stata una modifica e ancora non vi sentite appieno, complementante a vostro agio, forza e coraggio. Datevi da fare e vedrete che tutto andrà al miglior dei modi. Andiamo con il segno dell'Acquario. Amore. Dopo un periodo non troppo facile in amore, adesso le cose andranno decisamente meglio. In questa settimana, infatti, le stelle aiuteranno quei rapporti amorosi dove le cose ultimamente non funzionavano come si stava sperando. Per quanto riguarda i single, voi potrete rimettere tutto in discussione e aprire il vostro cuore ad una persona speciale. Avanti con nuovi incontri e conoscenze. Sul lavoro invece potrebbe esserci qualcosa che vi spingerà ad abbandonare il vostro mestiere e la vostra certezza. Dovrete cercare di ragionare bene prima di fare una mossa del genere e prendere delle decisioni troppo affrettate, anche perché non sapete che cosa vi riserva il futuro e il periodo è quello che è un po' per tutti. E infine il segno dei pesci. Amore. Ultimamente le cose con il partner non sono andate benissimo. Il fatto è che siate un po' troppo presi dagli impegni e dalle vicende professionali e state mettendo in secondo piano i sentimenti. Potrebbe esserci un piccolo recupero, ma sicuramente non dovreste impegnarvi un bel po' per far capire alle vostre dolci metà o alla vostra dolce metà che avete capito il vostro sbaglio. Per chi invece è single non sono previste delle grandi novità. Sul lavoro invece in questo periodo vi siete dedicati fino in fondo ai vostri compiti e progetti professionali. Adesso però potreste rendervi conto che non esiste solo il lavoro e questo non significa che vi dimenticherete quelli che sono i vostri obiettivi. E così abbiamo terminato l'oroscopo della settimana che va dal giorno 3 maggio al 9 maggio. Io vi ringrazio per la vostra squisita attenzione, ricordatevi potete seguirmi sia su Instagram oppure anche su TikTok con il mio profilo Il Santone di Avella. Un abbraccio a tutti quanti voi e a risentirci per la prossima settimana. Quindi un abbraccio e a risentirci alla prossima.